Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buonasera, eccoci ad Alta Tiratura. Io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà. Oggi trasmettiamo dalla sede del giornale perché a Milano, come in tutte le città italiane, è estremamente difficile muoversi per via delle manifestazioni, dello sciopero indetto dalla CGIL, che ha visto, almeno qua a Milano, una partecipazione davvero massiccia. Anzi, voglio dire due parole su questo, anche se diciamo i libri c'entrano e non c'entrano, a parte che i libri c'entrano sempre. Comunque, stamattina devo dire che mi sono purtroppo trovato in mezzo al corteo e onestamente non ho mai visto così tanta gente in vita mia per strada. Qui c'è il solito gioco dei numeri, gli organizzatori dicono 100.000, la questura 30.000, in ogni caso sono tantissimi e pochi minuti fa hanno anche occupato la tangenziale est e la tangenziale nord, che detto tra noi è anche un reato. Ma a parte i reati, quello che mi ha colpito è un po' l'atmosfera anni 70 e un po' anche il fatto che poi venendo qua al giornale e aprendo le agenzie ho visto che sono stati attaccati, perché poi ci sono stati degli scontri che sono tuttora in corso, per ora niente di gravissimo. E no, dicevo che sono stati attaccati dei simboli che non hanno niente a che vedere ovviamente con la questione di Gaza. Ad esempio è stato assaltato la sede della Roma, però la sede dei Pro-Life e anche il Ministero dei Trasporti e anche altri luoghi che non hanno niente a che vedere con la questione di Gaza. Sono obiettivi, come dire, ideologico-politici, ma la politica interna però, che non ha nulla a che vedere appunto con la strage di Gaza. Questo mi ha molto colpito perché ci ho visto, forse mi sbaglio, spero di sbagliarmi, una specie di piccolo salto di piccolo, ma insomma non poi così piccolo, salto di qualità, perché se mettendo insieme tutte le piazze italiane c'è 1 milione di persone che va appunto a contestare non tanto la Israele, Gaza, io penso che questo sia più che altro una scusa. Se c'è così tanta gente che va ad assaltare anche dei luoghi simbolici che non c'entrano nulla, forse siamo di fronte a un piccolo ma significativo salto di qualità. Peraltro, e qui vengo invece ai libri, non vorrei citare per l'ennesima volta Pasolini, ma invece lo farò, perché ho visto in televisione una scena che è avvenuta ieri a Torino. Ieri notte a Torino ci sono stati degli incidenti, hanno distrutto un po' di roba, ma quello che mi ha colpito è stato vedere i celerini attaccati a colpi di sassate e con dei fumogeni lanciati alle loro spalle, e immediatamente mi è venuto in mente la poesia famosa di Pasolini su Valle Giulia, dove Pasolini diceva ai manifestanti che i veri proletari, quelli che lottavano per la libertà e la giustizia, non erano certo loro, ma erano appunto i poliziotti, perché i poliziotti venivano dalle borgate e rischiavano la vita per 4 soldi, cosa che peraltro è ancora vera. Per cui poi vedere le sfilate dal liceo Parini, partire dal liceo Parini, non so, stamattina mi ha lasciato appunto una impressione molto pasoliniana. Ma adesso chiudiamo questa parentesi perché non è questo il luogo per parlare di questi temi. Noi ci occupiamo di alte tirature e devo dire che la cosa forse più divertente di questa settimana, anche se arriverà al pubblico solo in parte, è lo scontro sul territorio italiano tra Dan Brown e Ken Follett, che sono contemporaneamente in Italia, fanno un round table con tutti i giornali. Oggi noi avremo quella con Dan Brown e si sfidano appunto per la testa della classifica, venendo anche
entrambi in Italia. Appunto, con questo vi ho già detto che il dominio dei bestselleristi americano Dan Brown, inglese Ken Follett è praticamente assoluto. Quindi mettiamo da parte le polemiche sullo sciopero, mettiamo da parte la classifica dei libri e andiamo a trattare qualche tema che mi sembra sfizioso. Il più sfizioso di tutti mi sembra il tema di San Francesco. Allora, voi sapete che il 4 ottobre è la festa di San Francesco ed è appena tornata a essere ieri proprio festa nazionale. Dal 2026 si celebrerà appunto la festa nazionale di San Francesco, che è considerato il santo patrono d'Italia, in poche parole. E quest'anno quindi le celebrazioni di Francesco hanno un significato molto particolare, proprio perché appunto ci avviciniamo agli 800 anni dalla morte. Morì infatti nel 1226. Ma qui voglio parlare di Francesco per ricordare una provocazione che a me è sempre parsa molto interessante, che fece una volta Antonio Martino proprio sulle colonne della terza pagina del giornale. Antonio Martino non ha bisogno di particolari introduzioni, è stato deputato e ministro ed è stato, diciamo, uno dei pochissimi italiani a condividere le idee liberali e libertarie diciamo, della scuola austriaca, ma anche della scuola di Chicago, quella più estremista, la scuola di Milton Friedman, estremista in senso appunto liberale e liberista soprattutto. Antonio Martino poi era una persona molto spiritosa. Io ho avuto occasione di lavorare con lui qui al giornale e anche in altre occasioni. Comunque, insomma, a un certo punto si presentò con un articolo molto molto divertente. Io non c'ero ancora, erano i tempi di Montanelli addirittura, e praticamente Martino arrivò con un pezzo in cui sosteneva che il padre di San Francesco, cioè che era un mercante, commerciante, era molto meglio del figlio che si era spogliato di tutte le ricchezze paterne per appunto abbracciare la povertà. Montanelli rimase, forse come sarete rimasti voi adesso, un po' perplesso, no? Gli chiese: ma scusa, ma cosa stai dicendo? Ma perché sarebbe meglio il padre del figlio? Cioè sarebbe meglio il ricco commerciante rispetto al povero frate? E Martino, con il suo senso dell'umorismo, rispose: ma veramente nell'essere povero non c'è nessun merito, tutti sono capaci di diventare poveri, prova invece, caro Indro, a diventare ricco, vedrai che sarà piuttosto difficile. Naturalmente poi qui partiva, allora Montanelli capì la provocazione e dedicò all'articolo del professor Martino un'intera pagina, la terza pagina del Corriere. Vi leggo il racconto che fa di questa storia Martino stesso insieme a Nicola Porro, in un libro di Nicola Porro dedicato appunto a Martino, che si intitola Il Padre Eterno è liberale, pubblicato dalle edizioni PM. Dice Martino a Porro: fece un articolo sul giornale che fece impazzire Montanelli. Mi riservò tutta la terza pagina del giornale, tutta la terza pagina del quotidiano. Argomentai che i poveri erano stati aiutati più efficacemente dal padre di San Francesco che non dal figlio, perché il padre dava loro un lavoro, mentre San Francesco predicava la povertà. Ma nella povertà non c'è nessun merito. Chiunque può diventare povero se lo vuole. Diventare ricco è invece difficile. Praticamente cosa ci sta dicendo con il suo modo scherzoso il grande economista liberale? Ti sta dicendo in sostanza che innanzitutto però chiariamo prima una cosa: chi era il padre di cui si parla sempre ma raramente poi lo si descrive? Anche se viene citato ad esempio da Dante nella Divina Commedia. In sostanza si chiamava, lo leggo perché non me lo ricordo a memoria, Pietro di Bernardone,
e si sa che era un ricco commerciante di stoffe, attivo nel numero settentrionale, nel Ducato di Spoleto, tra il XII e il XIII secolo. Aveva sposato una nobildonna provenzale e aveva avuto 2 figli, uno appunto era Francesco e l'altro si chiamava Angelo. Francesco si convertì quando aveva circa 20 anni, quindi tra il 1202 e il 1204, e si spogliò materialmente di tutti i beni che aveva ereditato dal padre, che aveva ottenuto grazie al padre, al lavoro del padre, abiti compresi, e si diede alla carità. Allora, cosa dice Martino? Come commenta questo fatto? Ma Martino guardava San Francesco come guardava lo Stato, cioè da un punto di vista liberale, quindi da un punto di vista diffidente, ironico e persino anche un po' ostile, con leggerezza, naturalmente. Naturalmente era un uomo estremamente colto, Martino, e anche estremamente sensibile, e non è che ignorasse la potenza spirituale del poverello d'Assisi, ma non apprezzava la retorica pauperista dei suoi seguaci, specie di quelli che lui diceva sono seguaci di Francesco una volta all'anno, quando c'è da fare le celebrazioni, poi per il resto godovinano come tutti gli altri. Dice questa ideologia pauperista in Italia è particolarmente pericolosa perché spesso ha fornito la giustificazione morale alle forme più insidiose di collettivismo, cosa che ovviamente un liberale non può che deprecare. Quindi diceva invece il padre di Francesco, creando ricchezza, creava lavoro e opportunità non solo per se stesso, ma anche per tutti coloro che appunto gli gravitavano attorno. E quindi ciò che Martino diciamo non apprezzava era il Francesco canonizzato dal progressismo, no? Cattolico e anche laico, presentato come il santo dell'egualitarismo universale, della crescita felice, dell'antimercato, cioè il santo trasformato in mascotte ideologica della sinistra, e diceva ma l'evidenza ci dice tutto il contrario, senza ricchezza non può esserci la carità, senza proprietà non è possibile donare, e senza prosperità non esiste nemmeno la libertà. E quindi Francesco può rinunciare a tutto, dice Martino, perché in fondo è una sua scelta, non è costretto da una pianificazione economica da suddito a spogliarsi di ogni bene. E quindi lui lo poteva fare, ma trasformare una scelta personale in una legge morale, cioè devi essere morigerato e povero, significa, come dire, imboccare la via maestra al totalitarismo. Quindi ci ammoniva, riprendo Martino, dietro la tonaca del poverello si nasconde il vizio antico dell'Italia, amare la povertà, quella degli altri, per poterla amministrare con la scusa della virtù. Io lo trovo veramente una provocazione appunto simpatica, ma anche molto molto calzante e molto intelligente. Adesso facciamo una pausa e durante questa pausa ci ascoltiamo i Pink Floyd. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. All in all, it's just another brick in
Eccoci tornati a Alta Tiratura, seconda parte. Abbiamo parlato di scioperi, abbiamo parlato di Pasolini, abbiamo parlato soprattutto di San Francesco, abbiamo parlato della diffidenza verso il denaro, la ricchezza e la libertà economica, che è una caratteristica del nostro paese. E adesso cambiamo tema. Anche in questa parte non c'è un libro ben preciso, però diciamo che parleremo di una delle autrici più note al mondo, che è J.K. Rowling. Ovviamente è l'autrice della saga di Harry Potter e della saga di Harry Potter che ha avuto anche è stato il primo mega seller della storia, si chiamano così i libri che vanno oltre, progettati per andare oltre il 1.000.000 di copie, cosa che è riuscita pienamente, e oltre ad essere un mega seller, appunto il primo dei mega seller, è stato anche il romanzo è stato adattato per il cinema e il cinema appunto ha sancito un nuovo enorme successo per la saga del maghetto. Perché discutiamo della Rowling? Discutiamo della Rowling perché la Rowling da tempo si batte, diciamo, per difendere le ragioni della biologia contro le ragioni dell'ideologia, ovvero lei dice non è vero che il genere sessuale può essere scelto e che è una costruzione culturale, diciamo così, come dicono i sostenitori delle teorie di genere, non è vero, le dice lei, no, la biologia parla chiaro, esistono gli uomini, esistono le donne e questo è quanto. Non c'è nulla di intollerante in questa posizione, nel senso che non è certo imputabile di omofobia, non ho niente contro gli omosessuali, ha invece diciamo qualcosa da dire sul fatto che ad esempio i transgender in alcune situazioni, l'abbiamo visto probabilmente perché rimane un po' di segreto, nelle ultime Olimpiadi i transgender ad esempio gareggiano contro le donne e ovviamente hanno una struttura fisica maschile che permette loro di vincere facilmente. L'abbiamo visto nel pugilato, lo abbiamo visto nella corsa e insomma vedremo cosa succederà. Però ecco, diciamo che lei è stata poi bersaglio di tutta la cultura woke americana, nel senso che tutti le sono saltati addosso imputandole appunto omofobia innanzitutto, poi di essere una vecchia bacucca, conservatrice, eccetera, eccetera, eccetera. A parte che conservatore non è un insulto, lei, ripeto, di posizioni omofobe non è imputabile e però diciamo che questa sua posizione l'ha messa in radicale contrasto con il cast del suo Harry Potter, cioè gli attori che hanno partecipato a quel film e che devono tutta la loro fama a quel film, si sono, come dire, hanno preso le distanze dalla Rowling facendo intendere molto chiaramente di non condividere le sue idee appunto sulla questione LGBTQ+, e di essere invece sostenitori delle teorie arcobaleno. Lo hanno fatto in maniera molto sgradevole, devo dire, per la Rowling qualche anno fa nel 2020, quando lo fecero tutti assieme. Però la cosa che colpì e che ferì più di ogni altra cosa la Rowling è che Emma Watson, che era la protagonista femminile, Hermione, e che quando aveva iniziato la serie aveva solo 5 anni e che la Rowling considerava un po' la sua figlioccia, ecco, proprio la Watson ha continuato, ha insistito appunto nel dichiarare che la scrittrice si sbagliava, era omofoba, eccetera, eccetera, eccetera. Nel 2022 c'è stata la rottura totale e la Watson durante la consegna dei BAFTA Awards, che sono gli Oscar inglesi, lanciò una serie di frecciate alla scrittrice e
la Rowling se l'ha prese moltissimo. Dice quel momento, ha scritto la Rowling sui social, ha avuto un post scriptum più doloroso delle parole stesse. Sì, perché è stata praticamente abbandonata, dice di aver poi, quando venne attaccata in massa dagli estremisti woke, il cast non spese una parola per difenderla, nemmeno in privato. Dice la Rowling di aver ricevuto solo un biglietto dalla Watson che diceva mi spiace per quello che stai passando, ma senza nemmeno una telefonata. Ecco, adesso è successo di nuovo, è successo che la Emma Watson, quindi la Hermione della saga, ha detto di essere favorevole alle teorie di genere e quindi di considerare la Rowling in errore e di volerle bene comunque, con un po' di paternalismo al contrario. E sentite la risposta della Rowling, che mi sembra, come altri che non hanno mai vissuto la vita adulta senza il cuscino della fama e della ricchezza, Emma ha così poca esperienza della realtà da essere ignorante, perfino sul fatto di essere pazzescamente ignorante. Cioè, la Rowling ci sta dicendo quello che altri ci hanno detto con saggi di 200 pagine, ovvero ehm, i problemi del genere, i problemi più in generale della cultura woke sono i problemi di una frangia di persone molto rumorosa, in posizioni magari di grande potere, però diciamo sono una minoranza nella società, e dice è una questione da ricchi, perché diciamo se tutto il mondo fosse Harvard, sì, allora sì, le teorie di genere avrebbero il 100% del consenso, ma in realtà se ci allontaniamo dagli atenei privati americani, se ci allontaniamo dal centro delle città dove vivono le persone con il portafoglio gonfio, succede che la cultura woke non è nemmeno conosciuta. Ora è vero che i ragazzi nascono nella cultura woke, però bisogna dire che quando mano a mano che ti allontani dal centro, la gente prende solo alcune parti di questa cultura, quelle che trova più convenienti, ad esempio il vittimismo, o ad esempio il fatto che cioè, si prendono solo alcune parti, ad esempio chi è che ha preso nei quartieri islamici, per esempio, in considerazione la parità delle donne, che è una delle battaglie woke per eccellenza? Non molto, visto che le vediamo qui, proprio qua dietro, vediamo come vanno in giro vestite e come sono trattate, devono stare 2 passi indietro rispetto all'uomo. Comunque, voglio dire questo, cioè effettivamente la cultura di questo tipo ha, come dire, è sopravvalutata, nel senso che non solo personalmente trovo che non valga niente dal punto di vista teorico, ma anche dal punto di vista numerico. Cioè, quando noi facciamo questi grandi dibattiti, stiamo parlando, è una minoranza che parla a un'altra minoranza, la maggior parte della gente se ne frega o non la conosce. Non è che questo sia giusto in assoluto, non è che sia un bene ignorare la cultura woke, ma significa anche che certi eccessi lasciano il tempo che trovano, sono battaglie di minoranza e perfino di retroguardia. I problemi reali, mi dispiace dirlo, sembra fosse un vecchio marxista, ma sono altri, sono gli stipendi che non sono adeguati all'inflazione, sono i problemi di classe sociale, perché esiste ancora la classe sociale e esistono ancora opportunità diverse a seconda di dove si nasce e da chi si nasce, è inutile negarlo. Ecco, a me piacerebbe che la sinistra, ma anche la destra, si concentrasse su questi temi, che sono quelli che veramente segnano la vita di una persona. Le teorie di genere, sì, io non voglio scagliarmi contro le teorie di genere, però diamo l'importanza che hanno.
diamo loro l'importanza che hanno, cioè nessuna.